Grossi massi piombano nell'area sottostante, un'intera fiancata di collina precipita. Paura martedì mattina a Pianezze tra via Roma e via Oldelle, dove a causa della pioggia abbondante delle ultime ore il terreno sotto un'abitazione dove vive una donna di 86 anni è inesorabilmente franato, lasciando l'edificio in bilico sul vuoto. Il guaio è sufficientemente grande perché è scesa proprio parte della roccia della collina che teneva sulla casa, quindi è un po' un pericolo. Ma si tratta di massi grandi quanto, giusto per far capire alla gente? Stime dei vigili del fuoco 500 quintali ogni masso. E tutto questo causato dalla fragilità del territorio, soprattutto il nostro territorio collinare, e a cui si aggiunge questa pioggia che continua incessantemente da più giorni. Sì, purtroppo il terreno argilloso che abbiamo addirittura si appesantisce molto, quindi sicuramente le piogge sono responsabili di tutta questa attività. Insomma. Su tutta l'area transennata cosa dovete fare voi? Entro domani mattina dobbiamo sgomberare perché il torrente è semi-ostruito e bisogna sgomberarlo assolutamente, quindi con polvere, con che scavatore, dinamite o quant'altro dobbiamo provvedere a rimuovere il deflusso dell'acqua perché diventa sempre più pericoloso lasciarlo lì. Intanto la casa è a rischio, cioè l'abitazione lì è a rischio ora. Beh, il marciapiede è sospeso nel vuoto, quindi non si può per ora lasciare che la gente dorma lì. Già in mattinata il sindaco Mendramini ha firmato un'ordinanza di evacuazione dell'abitazione e divieto di passaggio nell'area circostante la casa, ma la guardia resta molto alta. L'attenzione dei comuni, soprattutto dei comuni del territorio collinare montano, è sempre più alta. Lei lo conferma anche con i lavori che sono stati portati avanti negli ultimi tempi. Sì, dal 2005 in poi abbiamo speso centinaia di migliaia di euro sulle colline per consolidarle. I lavori fatti hanno fatto i loro frutti. Questo è un evento inaspettato, cioè è partita una collina che ci pensava eternamente solida. Insomma. Certo che adesso questa cosa però fa paura, spaventa. Sì, perché sei sicuro su tutto, no? Ma l'importante è che non si sia fatto male a nessuno, che tutti siano adesso al sicuro.